La Ministra per le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani promuovono la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Se sei vittima di violenza o stalking, chiama il 1522, risponderanno operatrici specializzate che ti daranno aiuto e sostegno. Il numero verde di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24. Le operatrici risponderanno in 11 lingue e garantiscono l'assoluto anonimato. 1522, non sei sola. Amici di Futsal TV, buon pomeriggio, ben ritrovati da Marco Pagano qui dal Parco Enrico Mattei per seguire la kick-off, settima giornata, kick-off Cagliari, la capolista kick-off che ha vinto l'ultima giornata in maniera incredibile contro il Tiki Taka, ha dato un chiaro messaggio al proprio campionato, 2-1 in casa del Tiki Taka e vetta solitaria, 15 punti con 5 giornate su 5 vinte dalla banda di Riccardo Russo, che sembra aver iniziato con il piede giusto questa stagione, almeno meglio non si può, visto che ha ottenuto solo successi e qui in casa è reduce dall'ultima vittoria contro il Royal Team Lamezia per 7-0, una prova convincente quella in trasferta, poi l'8-0 contro la VIP. È un rollino di marcia veramente interessante per le All Blacks, che oggi si presentano chiaramente da favorite nel match contro il Cagliari che ha ereditato in estate il progetto del Mediterranea. Oggi si presenta in Serie A primo incrocio con la kick-off, appena 3 punti per le sarde, penultime in classifica, arrivano da 3 sconfitte consecutive, l'ultima col Falconara per 1-8 e oggi maglia bianca qui a San Donato per provare a mettere in difficoltà le capoliste di questa Serie A, ovvero la kick-off, che con la solita Carturano in porta, Borges, Ghilardi, Bovo e Gabi iniziano il quintetto. Dall'altra parte a difendere c'è la grande ex Antea Polloni in porta per il Cagliari. Primo giro palla, inizia la settima giornata per kick-off e Cagliari con Polloni subito chiamata in causa, lancio lungo proiettato nell'area di rigore, Borges mette fuori, semplice rimessa laterale. Inizia subito però forte la squadra di Moreno Giorgi, che la muove in avanti, provata Ribeirete, palla sul mancino, scarico che non c'è, allora Ribeirete riparte da dietro, rischiando su questo appoggio, palla imprecisa per cercare Vecchione, e allora rimessa laterale e palla riconquistata col primo movimento della kick-off che riparte da Borges. Ghilardi, 1-2 che non si chiude, buona la diagonale difensiva, questa volta proiettata da Queiroz, arrivata dal Pelletteria in estate. Chiaramente una squadra che si è un po' formata durante l'ultima sessione di mercato, ha ereditato tante ragazze dalla Mediterranea come Virdis, Manca, Michela e Dodero, ma di certo ha dovuto anche pescare nella vecchia Serie A per provare a cogliere l'opportunità di presentarsi pronta a questa nuova stagione in cui chiaramente è chiamata alla lotta per la salvezza, non semplice come sappiamo. Gabi, rimessa laterale per la kick-off che riparte da dietro con Ghilardi. Borges, triangolo riuscito, Ghilardi al limite, scarica all'indietro, Borges non può calciare, allora ci prova Gabi dalla distanza. Polloni, prima parata semplice, il tiro era veramente forte nonostante la lunga distanza, è ben indirizzato. Pereira, palla in avanti, chiusura in anticipo su Vicchione. E allora rimessa per il Cagliari. Conclusione, non c'è deviazione su Queiroz e palla sporcata direttamente sul fondo. Si riparte da Denise Carturan, strepitosa nelle ultime giornate, sta prendendo sempre più confidenza con il nuovo progetto e di certo è un valore aggiunto quest'anno Carturan tra i pali per la squadra di Riccardo Russo. Ghilardi, movimento di Bovo, non viene servita, adesso sì, triangolo che non si chiude, chiusura di Queiroz.
Bovo, Gabi, Borges in appoggio. Può entrare, piedi dentro il campo, poi allarga per Ghilardi. Non si chiude l'appoggio, allora Queiroz ne approfitta. Uscita di Deniz Karturan. Inizio non semplice per la kick-off in questo avvio di settima giornata contro il Cagliari, che si copre molto bene, adesso prova anche a ripartire. Pronta Queiroz per Ribeirete di tacco. Pereira di prima, la soluzione sotto porta. Ribeirete si dispera, grande chance per il Cagliari, c'è stata deviazione, quindi angolo per la squadra di Moreno Giorgi, che ha iniziato con grande capacità questo pomeriggio, anche ottimo coraggio. Dopo di tacco Ribeirete con la punta, questa volta direttamente lei sul fondo, ma c'è un'altra deviazione e quindi secondo calcio d'angolo di fila. La kick-off schiacciata all'indietro a protezione della porta di Karturan. Ribeirete calcia, la porta l'aveva vista anche bene Borges, quasi sulla linea. Ghilardi, smista in zona Bovo, movimento di Ghilardi, Bovo va dentro, poi non trova l'appoggio e torna allora da Gabi Sousa. Ultimo tocco della numero 11 della kick-off. Ribeirete, tocco per Polloni, solo un anno per lei con Riccardo Russo la scorsa stagione, terminata con i playoff. Poi la parata adesso di Polloni, mette in corner la risposta di Gabi De Sousa dalla distanza, ci ha provato sempre lei, anche questa volta presente Polloni che sbanaccia in corner. Borges a battere, Sousa si fa vedere, alle spalle c'è Ghilardi col mancino potente ma impreciso. Rimette già in gioco Polloni, in avanti Queiroz, anticipata. Gabi se la allunga, Vecchione su di lei, va da Pereira, ottimo dribbling, Pereira smista, Ribeirete vorrebbe chiudere il triangolo che però viene impedito dall'ottima chiusura di Ariana Bovo. E allora si riparte. Ghilardi, buon movimento ma termina nella morsa delle maglie bianche. E allora semplice rimessa per Gabi De Sousa. Si fa vedere Ghilardi, dalla distanza Ghilardi schiaccia il mancino, palla sul fondo. Forse in attesa come partenza per la kick-off. Adesso prova a farsi vedere in avanti Ghilardi, palla sul destro, non può calciare, Queiroz gli sporca la traiettoria e alla fine Queiroz ha il compito di allontanare, ma Bovo cattura il possesso, deviazione, palla morbida tra le braccia di Polloni. Si riparte allora col possesso in favore del Cagliari. Queiroz, finta, non riesce ad andare dentro, Queiroz si intestardisce, poi smista all'indietro per Ribeirete, mancino potente in porta, Karturan, altra parata, ma sempre Ribeirete e Queiroz stanno riuscendo a creare il panico nella retroguardia della squadra di Riccardo Russo. Palla scodellata, Vecchione col destro, altra grande chance in avvio. Il Cagliari c'è e lo dimostra con questa grande giocata da corner. Vecchione in volée sul fondo. Quasi frastornata da questo avvio la kick-off, adesso si riversa in avanti, è entrata anche Getulio al posto di Bovo. Getulio va dentro per Borges, di tacco Getulio, non può calciare all'indietro, allora Gabi per Ghilardi, palla che resta lì. Borges, finta, approfitta, allora in tempo Ribeirete, palla smistata a sinistra, Pereira, dribbling tentato, non riuscito. Semplice rimessa per il Cagliari che di certo ha iniziato meglio questo pomeriggio, mettendo alle corde la kick-off. Mantilla, pallone per Queiroz, chiusa dal guizzo di Gabi De Sousa, poi
palla che schizza e rimessa, e quindi Getulio all'indietro, Ghilardi, facile per Antea Polloni. Mantila per Queiroz, palla incollata al mancino, Queiroz, Vecchione, grande chance per lei nell'ultima giocatona, da calcio d'angolo, Mantila, va da Queiroz, si fa vedere Vecchione, Pereira, chiude il triangolo con la 10, non c'è spazio per andare al tiro, allora Vecchione ragiona, palla al piede, il Cagliari però è costretto a tornare all'indietro direttamente da Antea Polloni, ma tocco con la mano e quindi calcio di punizione per la kick-off, perché si trattava di un retropassaggio di Pereira, non c'è stato nessun tocco di Getulio. Chiaro l'atteggiamento dell'arbitro che va ad indicare il calcio piazzato in favore dell'All Blacks. Terra arbitrale questo pomeriggio composta da Fior di Castelfranco Veneto, la Calamita di Bari e Zanfino, cronometrista di Agropoli. Punizione per la kick-off, grande chance da calcio piazzato, entrata in campo anche Faustin Pellegrini, già 4 gol in campionato per la francese. Adesso Pollone va a dare indicazioni alla propria barriera, Borges e Ghilardi a studiarla con Getulio fuori. Borges tocca per Ghilardi, ribattuto il tentativo. Ottima chiusura di Queiroz, nessun pericolo per il Cagliari, nemmeno su questa sbavatura da parte di Polloni, che aveva trattenuto con le mani un retropassaggio. Getulio si butta dentro, finta, e poi all'indietro da Ghilardi. Pallone scomodo, impreciso, Borges non può controllare. Rimessa restituita adesso al Cagliari, che potrà ripartire da dietro, mentre rientra in campo Ribeirete. Adesso sul pallone, appoggio errato in favore di Giuliano, anticipate, poi la conclusione di Pellegrini. Gran risposta di Polloni, calcio d'angolo, si riaffaccia adesso la kick-off in avanti con Faustin Pellegrini. Corner in favore della kick-off, battuto corto, Getulio trova le mani di Polloni. Altro corner, Ghilardi torna nuovamente da Getulio, finta per andare sul destro, se la porta fino in fondo Getulio, Polloni di nuovo con le mani, poi Getulio può ritrovare il pallone, smista per Ghilardi, calcia sul fondo. Sta crescendo però la kick-off dopo un avvio timido. Adesso la squadra di Riccardo Russo sta mettendo in chiaro le cose. Lancio lungo di Polloni, Carturano esce male! E allora Mantila segna il gol dell'1-0, passa il Cagliari. Bravissima la finlandese a credere su questo pallone, ma grande idea da parte di Antea Polloni, che sblocca il match con questo assist. Le lamentele intanto di Getulio, che è rimasta senza una scarpa, ma per l'arbitro è tutto ok. È passato il Cagliari con il gol, il secondo in campionato della finlandese Maria Mantila. Allora al settimo si sblocca il risultato, 1-0 per il Cagliari. Doccia fredda, forse nel momento migliore della kick-off. Passa il Cagliari con Ribeirete, che adesso è a colloquio con le sue e va a dare indicazioni per il proseguo di questa gara, che è ancora lunghissima. Non ci sta nemmeno la panchina di Riccardo Russo, che ha visto qualcosa non totalmente regolare sul gol poi assegnato comunque a Mantila. Pellegrini, adesso kick-off, chiamata alla rimonta. Per la prima volta si trova in una situazione insolita la kick-off, sotto di un gol in casa contro il Cagliari. Getulio sterza, palla sul destro, Pellegrini schiaccia Polloni, gran risposta, solo calcio d'angolo chiaramente per Antea Polloni. Partita molto sentita oggi, ha subito inciso con l'assist per Mantila. Borges in volée, Getulio torna da Borges, Gabi indietro, Pellegrini sterza, all'indietro Pellegrini, Sousa pensa anche al tiro, Gabi se la porta fuori
E alla fine Queiroz chiude in tempo, semplice rimessa dal fondo. Cagliari che adesso sembra anche galvanizzato dal gol del vantaggio di Mantilla. Ha sbloccato al 7° minuto Queiroz. Giuliano, Gabi su di lei, Borges, appoggio su Gabi De Sousa che passa, Gabi, Polloni in 2 tempi, inchioda anche questa. Per adesso prestazione di alto livello di Antea Polloni. Queiroz, Ribeirete, c'è Giuliano che chiama a gran voce il pallone che adesso arriva alla 8. Giuliano sbaglia l'appoggio, alla fine Borges deve accontentarsi di concedere il possesso, rientra Pereira al posto proprio di Giuliano e anche Vecchione. Rileva Queiroz. Si riparte dal fondo con Antea Polloni. La kick-off è sotto con il gol di Mantilla. Il Cagliari ha sbloccato il match con merito. Questa è una grande partenza. Pereira, palla sul destro, se la porta dall'altra parte, poi chiusura, intuizioni da parte di Getulio che ci mette troppo però a rinviare. E riconsegna il pallone a Pereira. C'è qualcosa che non sta funzionando nella kick-off in questo avvio. Riccardo Russo continua a dare indicazioni alle sue. Qua la deviazione di Mantilla. Col ginocchio sul fondo. Si è inserita però nuovamente con i tempi giusti la finlandese che ha già punito nell'ultima chance col gol dell'1-0. Getulio. Triangolo che non si chiude. Polloni, netto anticipo. Rinvio nel vuoto da parte di Antea Polloni. Gabi De Sousa alla fine tocca per ultima. Brava in questo caso Pereira a sporcare il possesso, a ottenere un'ottima rimessa. Ribeirete, Mantilla, Vecchione, palla incollata al destro, poi col mancino calcia in porta con deviazione e quindi resta in attacco il Cagliari. C'è quel pizzico di nervosismo dei pomeriggi che iniziano non benissimo per la kick-off. Qua vediamo ancora Borges a colloquio con l'arbitro prima del calcio d'angolo per Vecchione. Pronta a smistare all'indietro Mantilla, di nuovo per Vecchione, palla che schizza in fallo laterale. Ribeirete, mancino pericoloso dentro l'area, non c'è deviazione, ma c'era nuovamente Mantilla. Pellegrini adesso riparte, prova a riordinare l'idea della kick-off sotto di un gol. In casa contro il Cagliari. Borges prova a farsi vedere, Getulio cambia lato, Pellegrini chiude il triangolo, Getulio smista, Borges anticipata da Vecchione. Grande scivolata con i tempi perfetti. Getulio prova a insistere adesso a testa bassa la squadra di Riccardo Russo. Getulio all'indietro per Gabi, centrale. Gran botta, letta in anticipo da Antea Polloni. Pereira qua si perde, rimessa per Pellegrini. All'indietro, duetta con Gabi De Sousa. Getulio, le finte, Borges larga, vuole puntare Vecchione. Borges all'indietro, Gabi De Sousa sul destro, schiacciato. E adesso nuova chance. Pellegrini se la porta sul destro e calcia, deviazione in diagonale. Gran risposta da parte di Antea Polloni. È la terza grande parata di questo pomeriggio per Antea Polloni, che al momento non ha fatto passare nulla. Adesso chance per il Cagliari con la conclusione di Ribeirete. Non c'è deviazione, allora rimessa già battuta in verticale Vecchione. Netto anticipo, perfetto su Borges che si dispera, sarebbe andata in porta. Ottima prestazione per adesso della squadra di Moreno Giorgi. Avanti in casa della capolista, chiaramente inseguitrici su tutto il Bitonto a seguire questo risultato. Bitonto che ha già vinto la sua gara ieri
nel pomeriggio contro il CBM. Palla smistata verso Pellegrini. Getulio, destro, ribattuto da Ribeirete, rimessa laterale. Getulio, scarico, Pellegrini dentro l'area, Queiroz sporca il pallone, rimessa laterale. Schema non pienamente riuscito per la squadra di Riccardo Russo, che adesso può andare con Borges. Getulio, Gabi, torna da Getulio, allarga per Borges. Di tacco, Gabi, sempre ad impostare. Gabi sfida Ribeirete, poi lascia lì il pallone, Ribeirete ne approfitta per chiudere in rimessa laterale. Fa fatica la Kickoff a costruire palle gol e quando le crea trova le grandi risposte di Antiapolloni. Palla scodellata sul secondo palo, Vecchione con la testa mette fuori. Getulio, finta, riuscita, cross dentro l'area, Gabi, incrocia e calcia! Questa volta è vincente la soluzione di Gabi De Souza, 1-1. Terzo gol in campionato per la brasiliana che è arrivata in estate. Gabi De Souza segna il gol del pari. Adesso time out per le due squadre. Forse leggera indecisione da parte di Polloni, che però è stata bravissima fino adesso a prenderle tutte. Qua non è riuscita a rispondere, presente su una gran botta centrale che è passata tra le gambe dell'ex portiere della Kickoff. Break per provare a dare energie alle due squadre quando siamo arrivati alla chiusura dell'11° minuto. 9 al termine di un bel primo tempo, anche tatticamente di livello, visto che il Cagliari ha messo in grossa difficoltà con il proprio schieramento i movimenti della Kickoff. Adesso col gol dell'1-1 può cambiare chiaramente l'inerzia di una partita che per adesso è stata sempre in salita per la Kickoff. Il gol di Gabi De Souza arriva in un momento buono per provare a riaccendere le possibilità di rimonta già all'interno del primo tempo. Il Cagliari, abbiamo visto, vuole rendersi pericoloso e proverà di certo a replicare quanto visto in precedenza con Ribeirete e Mantilla. Adesso lei a riprendere il gioco e allora si riparte dal risultato di 1-1. Muove il Cagliari, il gol di Gabi De Souza ha risposto al vantaggio di Mantilla. Pellegrini, Gilard all'indietro, Borges chiude il triangolo, Gabi De Souza passa in qualche modo, Gabi calcia potente, stava per trovare la deviazione vincente. Giuliano alla fine riesce a coprire Pereira dall'altra parte, Pereira, triangolo perfetto, 2-1 Cagliari. Gran giocata sull'asse Pereira-Queiroz, è passato il Cagliari, adesso in vantaggio 2-1. È stato fulmineo il contropiede della squadra di Moreno Giorgi, adesso di nuovo in vantaggio. Tutto da rifare per la squadra di Riccardo Russo. 11-24, nuovo vantaggio per la squadra di Giorgi. Ghilardi di tacco sbaglia e sbatte addosso a Giuliano. Semplice rimessa per Gabi De Souza che scuote la testa. La Kickoff è nuovamente sotto. Ghilardi, Borges, sinistro destro, Pellegrini punta e va dentro con la conclusione deviata. Calcio d'angolo per la Kickoff, battuto fuori per Borges, deviazione in calcio d'angolo.
Nuova occasione. Scudellata dentro, Borges dalla distanza, calcia senza trovare lo specchio. E palla che termina direttamente sul fondo. Riparte Antea Polloni. Queiroz sbaglia l'appoggio. Ghilardi rischia di perdere il pallone. Ghilardi anche da terra. Alla fine se ne libera in tempo. Rimessa laterale per il Cagliari. Si lamenta Greta Ghilardi, ma per l'arbitro non c'è fallo. Pereira dentro col cross. Rimessa dall'altra parte per la kick-off. Rientra Getulio e anche Arianna Bovo. (2-1) per il Cagliari in questo primo tempo. Mantile e Pereira indirizzano la gara in favore del Cagliari. In mezzo il gol di Gabi De Souza per il momentaneo 1-1. Bovo, finta all'indietro, Carturan, Ghilardi appoggia per Getulio. Spazio per Getulio, prova a prenderselo. Del triangolo, poi Mantilla ci mette il piede e va da Queiroz. Sterza, Queiroz, buon break, Queiroz dentro l'area, Queiroz! Un super gol! Il Cagliari è avanti 3-1, magia di Queiroz. Kick-off al tappeto in questo primo tempo. Grandissimo gol di Queiroz che festeggia così il gol del 3-1. Secondo gol in campionato per l'ex Pelletterie. È un gol meraviglioso. E adesso time out. 12:55 nel corso del primo tempo. Qualcosa da registrare c'è là dietro per la kick-off, che ha sofferto molto nella prima porzione, poi è uscita e proprio nel momento in cui ha aperto le maglie ha lasciato tutto lo spazio al Cagliari, che si presentava qui da penultima della classe con appena 3 punti e 3 sconfitte consecutive. Oggi la differenza con la capolista non si vede, anzi il Cagliari sta meritando il vantaggio. Adesso col +2 timbrato da Andressa Queiroz. Le indicazioni di Russo, si torna in campo con la kick-off sotto di 2. È pronto Bovo. Lo sguardo del capitano della kick-off per dare l'avvio al nuovo giro palla. Borges, Ghilardi. C'è ancora tempo, ma per adesso la kick-off ha dimostrato tutte le proprie difficoltà di questo pomeriggio. Qua pallone per Vecchione. Getulio ci mette la gamba, si salva la kick-off, che però per un'altra volta aveva rischiato. Ribeirete pronta a muovere il possesso, lo scodella verso Mantilla che non può agganciare. E allora si riparte direttamente da Borges. Movimento di Bovo in verticale, servita. Bovo, sterza, palla sul destro. Bovo all'indietro, Borges. Getulio va in appoggio. Ghilardi prova a farsi vedere al numero 3, poi all'indietro per Capitan Bovo. Ghilardi, Borges. Palla incollata al destro, Borges all'indietro, Getulio, gran dribbling, Getulio in mezzo alla mischia, poi alla fine ottiene la rimessa. Chiarimento per la calamità. Adesso è pronto a dare l'ok. Conclusione ribattuta. Rimessa per la kick-off. Mancano 6:25 al termine del primo tempo. E la kick-off è sempre sotto di 2. Getulio va dentro, Bovo non aggancia, Polloni vorrebbe andare subito in verticale, adesso si accontenta di smistare per Vecchione. Appoggio semplice, Queiroz si butta dentro, Mantilla trovata, Ribeirete. Mantilla va da Vecchione, Borges su di lei, Queiroz.
finta, poi appoggio scomodo questa volta per Vecchione, uno dei pochi errori di Queiroz in questo avvio di primo tempo. Un gol superlativo, quello del 3-1 di Andrés Queiroz. Borges, appoggio, Ghilardi allarga, non ci crede qua Getulio. Sintomo di qualcosa che non stava pienamente funzionando, perché il pallone di Ghilardi non era totalmente impreciso, sembrava alla portata di Getulio, che comunque ha lasciato scorrere. Borges senza commettere fallo, può allargare. Borges lo fa adesso, Ghilardi va dentro, Getulio! 2-3, si riapre la partita sull'asse Ghilardi-Getulio. E questo sì che era un ottimo pallone di Ghilardi per Getulio. 2-3, tutto aperto nel finale di primo tempo. Un bellissimo primo tempo qui all'Enrico Mattei, con il Cagliari ancora avanti, 14:40 nel primo tempo. Gara nuovamente aperta. Pereira lancia in avanti, Borges, Bovo, tocca per Ghilardi, tunnel all'indietro Getulio. Borges, tocco nuovamente per Ghilardi. Bovo vorrebbe chiudere il triangolo con Borges che crolla a terra, adesso riparte l'ondata Cagliari. Giuliano sbatte addosso a Ghilardi, c'è davanti Borges, la serve, Borges in area, Borges contrastata senza fallo. Le proteste del palazzetto, semplice rimessa per Lakikov, che però adesso sembra avere un atteggiamento diverso e prova a trovare il gol del pari. Ghilardi dalla distanza calcia, Polloni, Borges non arriva sul pallone, altra rimessa, Borges va dentro questa volta con la punta, Vecchione in anticipo, può andare nell'1 contro 1, Vecchione con la suola, allarga, Ribeirete, la tiene, crossa dentro l'area, alla fine Bovo ci mette una pezza. Spazio anche per Virdis, il Cagliari, rimessa laterale da collocare correttamente. Adesso Ribeirete è pronta la battuta, all'indietro per Virdis, apertura Pereira, si appoggia su Virdis, gran dribbling Virdis, conclusione ribattuta Ghilardi, altra rimessa questa volta per la kick-off, ma altra chance per il Cagliari in questo primo tempo, troppi buchi là dietro. E Virdis appena entrata stava subito per incidere nella partita. Borges, appoggio per Ghilardi, un po' telefonato, poi Bovo se la cava, Bovo va dentro, Borges in area, Borges contro Polloni, ribattuta dalla distanza Gabi, calcio altissimo. E la kick-off qui ha sprecato una grande occasione perché si era riversata bene in avanti. Bravissima Polloni a restare in piedi fino all'ultimo, a sbarrare la strada a Borges. Vecchione, Virdis, triangolo che si chiude, Ribeirete, spalla alla porta su di Lecce Bovo, Virdis con la punta, ci mette una pezza. Entra Pellegrini, Borges, Gabi, Ghilardi, Borges trovata tra le linee, appoggio per Gabi col mancino centrale. Solita conclusione di Gabi dalla distanza, forte ma centrale. Pellegrini va da Borges, isolata, Borges sul destro, Borges smorzato, il destro tentato dalla distanza, facile per Polloni. Adesso però il pressing della kick-off sembra salire in maniera più armonica. Qua Borges trova un altro possesso, Borges vuole andare dentro, Ruleta all'indietro, Gabi di tacco, rallenta adesso il ritmo, Ghilardi mantiene il possesso, Borges pronta ad affondare, semplice rimessa per il tocco di Virdis.
Pellegrini, apertura sporcata da Queiroz, rimessa laterale per la kick-off che resta in proiezione offensiva. Gabi, conclusione ribattuta e nuova chance per Gabi De Souza. All'indietro per Borges, conclusione violenta di poco a lato, nuova chance per la kick-off. E Cagliari che riparte da dietro, Mantilla, Queiroz, palla sul mancino, Virdis si appoggia in avanti, pallone scomodo. La kick-off riconquista immediatamente il possesso e ripartirà da Gabi. Borges, Gabi, Pellegrini in movimento, Gabi non vuole rischiare, 2:10 ancora da giocare. Borges si appoggia a Ghilardi, strattonata Pellegrini, prova ad entrarci, c'è stato però un fallo e alla fine calcio di punizione per la kick-off, strattonata di Virdis su Ghilardi. Due minuti dal termine del primo tempo. Borges e Getulio a colloquio. Posizionamento della barriera da parte di Anteapolloni con Mantilla sulla linea. Getulio in porta, potente smorzato dal tacco di Borges e adesso ripartenza con Gabi che ci mette una pezza. Sorriso anche un po' amaro da parte di Getulio che si è visto ribattere la conclusione della propria compagna. Adesso Pellegrini all'indietro, rimessa laterale per la kick-off. Di certo ritmo cambiato in questo finale per la squadra di Riccardo Russo che insegue ancora sotto 2-3 in questo finale di primo tempo. Gabi, Pellegrini, Getulio. Finta, Borges arriva in appoggio, Pellegrini non passa da quella parte, allora Mantilla prova a chiudere il triangolo, palla che schizza direttamente fuori, semplice rimessa per la kick-off. Getulio accompagna Borges, si butta dentro Getulio. Pellegrini, Getulio non passa, Ribeirete. Semplice rimessa per la kick-off che ripartirà dalla battuta di Jessica Getulio. All'indietro, Gabi dalla distanza, Queiroz a chiudere con la punta, Borges passa in qualche modo, Borges che incrocia, c'è stato un richiamo, poi nessun fischio. Semplice rimessa per la kick-off che resta in proiezione offensiva, ma la partita si sta innervosendo. Kick-off che voleva un calcio di punizione per la strattonata su Borges, mentre dall'altra parte le ragazze di Moreno Giorgi protestano per Queiroz, rimasta ancora a terra. Gioco fermo, 1-4 ancora da giocare in questo primo tempo, con Queiroz che si rialza. Ancora kick-off che sta cercando il forcing in questo finale per trovare il gol del pari. Borges riparte da dietro, Getulio, Ribeirete su di lei, Getulio, finta, riuscita, Gabi, Borges si appoggia a Pellegrini, non passa da quella parte, Pellegrini contrastata in maniera pulita da Queiroz, appoggio col mancino, Pereira raccoglie e adesso il Cagliari fa scorrere secondi. Pereira, strattonata di Gabi De Souza da giallo, ammonita Gabi in questo finale di primo tempo, con a terra Queiroz. Calcio di punizione per il Cagliari in questo finale.
Pronto Queiroz. Queiroz, pronta alla battuta, aziona lo schema, 1-2 che non si chiude, prova a ripartire. La kick-off rimessa laterale con 30 secondi da giocare. Getulio, smista, Pellegrini, punta all'area, palla che però è uscita. E allora la rimessa è per il Cagliari. Finale di primo tempo già rovente. 3-2 per il Cagliari, insegue la kick-off, ma è ancora tutto aperto. Polloni, smista in avanti, pallone delizioso per Rio Erete che non aggancia. E forse allora la kick-off ha l'ultima chance. Borges allarga, Pellegrini vuole andare dentro, all'indietro per Gabi. Non può calciare Gabi. Pellegrini calcia dalla distanza, calcio d'angolo. 2 secondi alla fine del primo tempo, ultima chance. Con Pellegrini indietro per Borges, altro calcio d'angolo. Si assottiglia allora la distanza con l'intervallo. Vediamo come prova a gestire la squadra di Riccardo Russo l'ultimo pallone del primo tempo. Palla all'indietro, deviazione! E palla che incredibilmente esce. Finale rovente in questo primo tempo, è avanti il Cagliari 3-2. Noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa di Kick-Off Cagliari.
Torniamo in diretta dal Parco Enrico Mattei per seguire la ripresa di kick-off Cagliari. È avanti il Cagliari 2-3 nel finale del primo tempo. Clamorosa chance con deviazione annessa. Ha salvato il Cagliari, la kick-off a testa bassa a inseguire un risultato che però il Cagliari si è meritato nel corso del primo tempo, anche grazie a una superlativa giocata di Queiroz. Primo giro palla, è iniziata la ripresa con Getulio subito a sporcare le mani di Polloni. Calcio d'angolo, gran botta e ottima risposta di posizione di Antea Polloni. Getulio ci riprova, questa volta è contrastata al momento del tiro. Borges raccoglie rischiando quasi un controllo, poi alla fine ci mette la punta. Comodo l'appoggio all'indietro per Denis Carturan. Pellegrini in avanti, anticipo su Borges, rimessa laterale per la kick-off che è andata sotto nel parziale, prima riuscendo a recuperare sull'1-1, poi l'immediato 2-1 da parte di Pereira e la giocata di Queiroz per il 3-1. Adesso Pellegrini ricontrastata, allora riparte Pereira, smista per Ribeirete con la punta, quasi a cercare lo scavetto. Palla che termina direttamente sul fondo, si ripartirà da Denis Carturan. Buon ritmo in questo avvio di ripresa in cui la kick-off insegue il Cagliari avanti di 1. Borges, Ribeirete su di lei, all'indietro Ghilardi di tacco, Pellegrini pensa anche al tiro, poi torna da Borges, Ghilardi più avanti Getulio, trovata Borges, trovata Ghilardi dentro l'area, Ghilardi non aggancia, il pallone è uscito e quindi rimessa per il Cagliari che si è difeso bene nel corso del primo tempo, dove non è arrivata la difesa, è arrivata Antea Polloni. Rimessa lunga, Pellegrini di testa, prova a rimetterli in gioco. Facile questa volta l'intervento di Antea Polloni. Vecchione all'indietro, palla toccata da Borges e quindi rimessa per il Cagliari che ripartirà da Queiroz. All'indietro direttamente da Antea Polloni, smista in avanti, Borges di testa, imprecisa. Altra rimessa nuovamente per il Cagliari, pronta Ribeirete. Indicazioni per il giro palla, adesso confezionato da Queiroz. Ribeirete sbaglia l'appoggio, Ghilardi, Pellegrini si butta dentro e poi col esterno va da Getulio, dalla distanza Getulio. Altra parata di Polloni, questa volta però la traiettoria sembrava terminare direttamente sul fondo. Le soluzioni dalla distanza di Getulio le conosciamo ormai, ci ha viste su questo parquet. Adesso di tacco va all'indietro Borges, ci prova, gran risposta di Polloni e poi con la suola Ribeirete in corner e sta cominciando a collezionare chance. Adesso la kick-off da calcio d'angolo con Bruna Borges. All'indietro Getulio carica il destro deviato, palla nuovamente in corner, resta lì la squadra di Riccardo Russo. Per adesso sempre Getulio a provarci dalla distanza. Borges c'è libera Ghilardi, nuovo calcio d'angolo con Borges che si chiarisce a distanza con Greta Ghilardi che avrebbe voluto il pallone. Vedremo se adesso lo schema la coinvolgerà e così Ghilardi col mancino Polloni. Altra risposta, nuovo calcio d'angolo, le proteste del Cagliari ma si resta lì. Pronta Borges, Ghilardi, mancino, ribattuta da Queiroz. Adesso la kick-off sta provando a schiacciare il Cagliari all'indietro nel tentativo, nonostante l'affanno di trovare il gol del pari. Getulio, anticipata, Queiroz esce, Ghilardi all'indietro da Denis Carturan. Ghilardi cambia lato, Pellegrini destro sul fondo. Ottima soluzione trovata da Ghilardi per servire Pellegrini, non era facile però da lì calciare verso la porta. Adesso si ripartirà da Antea Polloni.
Lungo il rinvio, palla per Queiroz, strattonata da Borges, non c'è nulla, allora si riparte da Getulio. Smista, Pellegrini, vorrebbe andare dentro, ancora per Getulio, nuova finta, palla che non è uscita. E allora Polloni ha lasciato un pallone che è terminato direttamente in calcio d'angolo, incomprensione totale in questo caso tra Getulio e Polloni, pardon, e Carturan, che ha lasciato il pallone direttamente sul fondo. Qua Ribeirete, Carturan, ottima risposta, e si riparte da Bruno Borges. Pellegrini, Borges, spazio per Getulio, di tacco Borges, Ghilardi, palla sul mancino, poi Getulio non può calciare, se la risistema sul destro Getulio, la incastona all'incrocio, gol pazzesco, 3-3. Jessica Getulio, gran giocata per il gol del pari. È un grandissimo gol quello di Getulio, che ha sul destro un gran piede, e qua lo dimostra a tutti. Altro siluro dalla distanza. 3 minuti 6 secondi nella ripresa e di nuovo tutto in parità con il gran gol di Jessica Getulio. Adesso chiaramente cambia anche il tema tattico della partita, con Queiroz che ci prova, non riesce nel dribbling. Adesso la kick-off riparte con Bruno Borges, c'è Getulio, Borges l'ha vista, Getulio in area, Getulio, serve l'assist, forse qua ci stava il tiro. Gli applausi però di Riccardo Russo alle sue ragazze, esce Getulio, entra Gabi De Souza, il pallone intanto si è perso nei vicoli del Parco Enrico Mattei. Pollone adesso riparte da dietro, ma l'inerzia della partita in questo avvio sembra essere cambiato. Vediamo se ci sarà conferma. Vecchione, gran numero, Vecchione! Gran gol di Vecchione, che riesce col mancino a rubare il tempo e a trovare il gol del 3-4. Grandissimo gol di Vecchione. Subito riportato in avanti il Cagliari, esattamente come nel primo tempo. La kick-off trova il pari, poi però si addormenta dietro. Questa volta ne approfitta Vecchione. Terzo gol in campionato per la classe 99, arrivata dall'Irpina. La kick-off però in un pomeriggio difficilissimo, insegue un'altra volta Vecchione, riconquista, può andare in avanti Queiroz, se la sistema Queiroz per il mancino in porta, direttamente sul fondo. Partita folle oggi al Parco Enrico Mattei, e avanti nuovamente il Cagliari 3-4. Borges trova la diagonale per Bovo, ultimo tocco di Vecchione, e allora rimessa nuovamente per la kick-off che aveva raddrizzato l'avvio della ripresa con il gol di Getulio. Adesso insegue nuovamente per la rete di Vecchione. Ghilardi all'indietro, palla direttamente per Denise Carturan. Bovo, palla scodellata, completamente sbagliata, e allora Polloni può ripartire da dietro. Borges, Souza, trovato il pallone per Bovo, palla sul destro, Bovo calcia con deviazione e quindi sarà calcio d'angolo. Non è calcio d'angolo perché il pallone ha toccato il soffitto, e quindi semplice rimessa, battuta dentro con Ghilardi che alza questo pallone. Ghilardi un'altra volta, si salva il Cagliari, rimessa per la kick-off che adesso sembra aver ripreso il giro. Bovo dentro con la soluzione deviata, Ghilardi col mancino, palla che schizza in corner, c'è stata una deviazione e quindi calcio d'angolo con Antea Polloni, che però ha qualche fastidio muscolare, e quindi gioco fermo con Antea Polloni a terra. Chiaramente
capire le condizioni dell'ex portiere della Kickoff, che sembra però essersi già ripresa. Palla all'indietro per Ghilardi che calcia verso l'area. Mantila verso Queiroz, sbaglia il dribbling. Borges in area, Queiroz recupera immediatamente e poi trasforma l'azione in offensiva. Trova il pallone per Ribery, rete chiusa da Gabi. Ondata adesso della Kickoff con Gabi che va in avanti. Virdis bravissima in scivolata a mettere in fallo laterale. Rimessa battuta adesso per Borges. Sempre avanti il Cagliari, 4-3. Ghilardi, Souza all'indietro, Ghilardi, trovata Gabi Souza. Bovo, non c'è spazio, il tocco di Virdis, la rimessa laterale è per la Kickoff che vuole riprovarci studiando una soluzione da rimessa. Con Bovo che adesso va a raccogliere il pallone. La studia Riccardo Russo questa partita che sembrava potersi indirizzare meglio. Il merito di un Cagliari che ha trovato il varco e il momento perfetto per riuscire a pungere in questo pomeriggio. E adesso è avanti 4-3. Ghilardi incrocia per Borges che accompagna l'uscita di Polloni. Mantila anticipata. Virdis sbatte addosso a Bovo, se ne accorta Polloni. Rimessa laterale per la Kickoff. Gabi De Souza va da Ghilardi. Bovo sterza, può andare di tacco, poi si appoggia a Bruna Borges. Bovo trovata Gabi De Souza. Ghilardi non aggancia, deve tornare direttamente da Deniz Carturan. Bovo, tentato il dribbling, Vecchione su di lei senza commettere fallo, alla fine sì, e quindi calcio di punizione. Bovo richiama a gran voce anche il cartellino per Mantila. Giallo per Mantila e non per Vecchione, forse l'arbitro non ha visto esattamente la dinamica. Alla fine giallo per Mantila. Rimessa per la Kickoff. Appoggio per Gabi De Souza. Bovo col mancino. Facile questo l'intervento di Polloni. Immediato il rinvio. Ribery rete, lotta con Bruna Borges, recupera il possesso. Bovo, 6:40 nel corso di questa ripresa, sempre avanti il Cagliari di 1. Gabi, appoggio in uscita per Bruna Borges. Altro pallone per Gabi, scomodo, Vecchione ci mette la punta. Allora si torna da Deniz Carturan. Pellegri, Bovo anticipata dalla chiusura di Mantila, entra Giuliano al posto di Virdis. E allora Pellegri riparte da Arianna Bovo. Pellegri cambia lato, poi va in appoggio, sovrappone su Bruna Borges. Pellegri, Gabi dalla distanza calcia. Mancano adesso le idee però al Kickoff che ha inseguito per tutto il pomeriggio. Aveva trovato il gol 3-3, pareggiando di fatto una gara tutta in salita. Adesso Bovo, palla sempre incollata al destro. Gabi dalla distanza, deviazione, Bruna Borges si gira. Polloni, strepitosa. Vecchione col tacco la mette direttamente fuori. Gabi sbaglia l'appoggio. Pereira torna in campo, recupera il possesso, va in verticale per Vecchione. La rimessa è per la Kickoff. Pellegri smista, Bruna Borges si appoggia, Bovo in avanti, Bovo all'indietro, Borges, movimento di Getulio,
con l'esterno per Pellegrini, si gira Pellegrini, ribattuto il tentativo, Vecchione allontana la minaccia e si riparte direttamente da Denis Carturan, che ha già rimesso in gioco. Attacca a testa bassa la kickoff, sotto di 1. Borges, movimento di Getulio, di tacco per Borges che libera il destro, ribattuto. Bovo smista Pellegrini, accompagna col piatto, poi la palla si spegne sul fondo, c'è calcio d'angolo. Borges va da Getulio, palla sul destro, scavetto a cercare Bovo, si deve girare Bovo, l'uscita di Polloni, quasi sulla linea, si salva il Cagliari alla fine con Vecchione che mette fuori. Bovo va da Pellegrini, ribattuto il tentativo, resta lì la squadra di Riccardo Russo, nuovamente con Arianna Bovo, all'indietro per Borges, tentativo smorzato, rimessa laterale per la kickoff che riparte da Getulio, scodellata dentro, Getulio non può intervenire, Ribeirete va in verticale per Pereira, Pereira può calciare da lì, Carturan questa volta sì, ci arriva e riparte adesso Pellegrini che si lancia in avanti, Pellegrini va alla conclusione, la palla per uscita. 10:51 da giocare al termine della ripresa e sempre avanti il Cagliari 4-3. Mentre rientrano Queiroz e Mantilla, Queiroz in avanti, Vecchione non può arrivare, Carturan ha già riconquistato il possesso. Bruna Borges, Getulio in appoggio, trovata Getulio, palla sul destro, rientra con la punta Getulio e poi alla fine ottiene una buona rimessa con Bovo che lascia immediatamente il campo per Greta Ghilardi. Bovo per Ghilardi col mancino, deviazione e calcio d'angolo. Nuova mischia adesso all'interno dell'area di Antiapolloni con Getulio pronta ad azionare lo schema. Ghilardi torna da Getulio, Ghilardi col mancino, impreciso in questo caso il tentativo e si ferma il gioco. 10-10 da giocare. Le due squadre rinfrescano le idee in questo finale in cui è ancora tutto aperto, ma la kickoff è sempre sotto in questo pomeriggio in cui di fatto la squadra di Riccardo Russo aveva trovato il pari dell'1-1, poi l'immediato 2-1 di Pereira. Quando ha trovato il 3-3 c'è stato l'immediato 4-3 da parte di Vecchione, che per adesso sta decidendo l'esito del match. Di certo Riccardo Russo e le sue ragazze non si potevano attendere un pomeriggio simile, vista la classifica, visto l'avvio del campionato molto convincente della kickoff con 5 gare consecutive vinte, l'ultima in casa del Tiki Taka, e soprattutto un Cagliari che arrivava da 3 sconfitte consecutive e ne ha vinta solo una in campionato. E fino ad oggi era il penultimo attacco del girone con appena 6 gol segnati, ne ha segnati 4 in questo pomeriggio. Qualcosa là dietro di certo non è andato per la kickoff. A proposito di numeri, la kickoff arrivava questo pomeriggio come miglior difesa del campionato con 5 reti subite, diventano 9 al momento, le 4 di quest'oggi. Numeri che rappresentano un pomeriggio no, ma che può ancora raddrizzarsi per la kickoff, che adesso ci prova con Borges in avanti. Mantilla apre per Queiroz che non aggancia, rimessa laterale per la kickoff che ripartirà da Getulio. Ghilardi, Bruna, Borges, punta verso l'area, Borges vorrebbe un appoggio che trova in Ghilardi, Getulio dalla distanza, incrocia, tacco per Ghilardi, Pellegrini prova a girarsi anche da terra, nessuna irregolarità in questo caso e quindi rimessa per il Cagliari che ripartirà da dietro con Antiapolloni che tocca a favore di Mantilla e lei ad incaricarsi della battuta. Scodella il pallone in avanti,
Vecchione scivola via il pressing, Vecchione alla fine non riesce però a mantenere il pallone in campo. Brava però anche in questo caso ad attaccare la verticale, esattamente come nell'occasione del 4-3. Pellegrini non può intervenire, scivola a terra Mantila, intervento falloso da parte di Pellegrini e quindi calcio di punizione per il Cagliari. Restano a terra Mantila e Pellegrini. Gioco che si ferma e quindi spazio anche per le squadre di provare a riordinare le idee in questo finale in cui è ancora tutto aperto, in cui l'affanno e la fatica possono fare la differenza con la kick-off che oggi ha dovuto sempre inseguire. Queiroz, Mantila, appoggio sbagliato per Vecchione che comunque restituisce il cenno d'intesa. Adesso la kick-off riparte da Bruna Borges. Getulio, Gabi De Sousa, aziona le finte. Pellegrini porta a casa una rimessa laterale e allora si riparte da Bruna Borges. Gabi, la kick-off fa fatica a mettere in difficoltà Polloni con queste soluzioni. Di certo nessun pericolo per l'ex di giornata. Borges, Scodella, Pellegrini prova ad entrare in area, ottima chiusura da parte di Mantila, rimessa già battuta. Pellegrini col mancino, buona risposta di posizione di Polloni, rimessa per la kick-off che adesso sta provando il tutto per tutto. Faustin Pellegrini, Getulio, movimento di Gabi che non arriva, allora Getulio va dentro, poi rischia di incartarsi e alla fine torna in tempo da Pellegrini. Movimento di Gabi De Sousa alle spalle di Vecchione, controllo non semplicissimo, Gabi comunque la tiene all'indietro, Getulio calcia, pallone altissimo, è ancora tutto aperto sì, ma il Cagliari si sta difendendo molto bene e questa volta non vuole concedere la terza occasione di pareggiare la partita alla kick-off. Gabi prova a passare adesso sulla scivolata di Mantila, ne approfitta, rimessa laterale per la kick-off che riparte da Greta Ghilardi. Bruna Borges allarga, Ghilardi, ultimo tocco è il suo e quindi la rimessa è per il Cagliari. Grande prestazione di sacrificio, ottima compattezza là dietro per la squadra di Moreno Giorgi che resta in vantaggio di un gol. Queiroz, le finte, non abbocca Gabi, alla fine smista in zona Mantila, palla che si spegne in fallo laterale, rimessa per la kick-off che riparte da Jessica Getulio. 7:23 ancora da giocare con Greta Ghilardi che allarga per Gabi. Getulio stringe in tempo, sempre avanti la squadra di Moreno Giorgi. Apertura per Getulio che calcia, ribattuto il tentativo, poi la palla che schizza direttamente in corner. Getulio all'indietro, Ghilardi apparecchia dentro l'area, palla che viene spedita fuori. Queiroz in velocità, Queiroz, Carturan, Queiroz ha una nuova chance e tocca all'indietro Mantila con la punta, palla che si spegne sul fondo, ma quando ha spazio il Cagliari va a prenderselo tutto. Adesso entra Arianna Bovo per la kick-off. Ghilardi, Bruna Borges, palla incollata a destra, Borges può andare anche al tiro, palla che si sposta all'ultimo, Borges torna in possesso, Borges può andare col destro, alla fine ottiene una buona rimessa. Bovo dentro l'area, Polloni a sporcare la traiettoria e ripartenza che si spegne direttamente tra le braccia di Denis Carturan. E allora riparte Getulio a grandi falcate, Borges anticipata, Queiroz in calcio d'angolo, nuova chance per la kick-off.
E adesso schema per Getulio che scodella dentro l'area, un pallone che non la tocca nessuno nella rimessa. E per il Cagliari che riparte da dietro. Ribeirete. Azionato il movimento di Vecchione, brava qui a lottare in anticipo su Ghilardi. Ribeirete. Tocca all'indietro. Mantila. Sbaglia, rimessa laterale per la kick-off. Lancio lungo per Bruna Borges, uscita di Polloni che accompagna fino in fondo questo pallone. Di certo sbagliata la scelta da parte di Getulio di provare a verticalizzare immediatamente, ma pallone riconquistato dalla kick-off, che adesso andrà sempre con Getulio, ma dall'altra parte del campo. Borges con la suola, duetta con Ghilardi, all'indietro per Getulio. Getulio calcia senza deviazione, palla sul fondo. E Polloni rilancia in avanti. Un pallone che Ghilardi tocca di testa. Pereira calcia dentro l'area. Non ci arriva Vecchione, grande chance qui per il Cagliari che però si è aperta. E allora Borges ne approfitta, Borges in area, chiusura di Ribeirete. Fondamentale, Ghilardi calcia sul fondo. Grande chiusura di Ribeirete su Bruna Borges che ci ha pensato quell'attimo in più. E alla fine Ribeirete ha chiuso. Tocca a Gabi, favorisce l'intervento di Vecchione che si gira. Carturan in calcio d'angolo. La rapidità di scelta di movimento però delle ragazze di Moreno Giorgi anche sull'ultima giocata di Vecchione dimostra totale volontà di provare a vincerla oggi. Qua Bovo prova a scattare via, Bovo su Vecchione, Bovo in area, smista col cross letto in anticipo da Queiroz. E allora fallo e cartellino giallo di Bovo. Punizione per Queiroz. Ribeirete all'indietro per Queiroz. Lancio lungo in avanti, Vecchione lotta in anticipo su Borges e poi alla fine Gabi. La tocca per Denis Carturan. Bovo allarga, Ghilardi. Bovo si butta dentro sul cross di Gabi De Sousa. Ribattuto, si torna da Greta Ghilardi. Gabi va dentro, Polloni la tocca. E allora si riparte direttamente da Denis Carturan. Un Bovo che esce, Getulio che entra. Getulio allarga, prova a chiudere il triangolo con Gabi impreciso. Il tocco di Gabi De Sousa e si spegne una nuova chance per la kickoff. Trascorsi i secondi a disposizione, quindi la rimessa e per la kickoff ultimi 4 e 5 da giocare. La kickoff si riversa in avanti con Ghilardi, tocca per Getulio, va Ghilardi, altra rimessa sempre dalla stessa zona di campo. Ghilardi va dentro, Gabi non riesce qui a girarsi, allora Virdi se ne approfitta, rimessa per la kickoff. Insiste la squadra di Riccardo Russo sotto di un gol in questo finale. Bruna Borges si appoggia a Getulio, uscita di Polloni in tempo. Adesso rilancio lungo, troppo, palla che si spegne oltre il fallo laterale e quindi altra rimessa per la squadra di Riccardo Russo. Ghilardi riparte dal basso, larga c'è Borges, servita, Getulio dall'altra parte vista. Getulio appoggia poi per Gabi De Sousa. Borges, Gabi, Ghilardi, colpo di tacco per alleggerire adesso il giro palla. Gabi, palla all'indietro,
Trovata Getulio, quasi in zona tiro. Gabi calcia, deviazione a favorire l'intervento di Polloni. Pereira, altro appoggio, Vecchione per Pereira, uscita ottima della kickoff. Gabi va dentro per Borges, palla sul destro, Borges sulla linea, salvataggio di Queiroz, quasi con il braccio. Si salva il Cagliari con Queiroz sulla linea. Adesso qui Queiroz sul salvataggio deve aver sentito una botta, una fitta, e quindi resta a terra, gioco fermo al Parco Enrico Mattei. Grande azione in contropiede della kickoff. (2:48) ancora da giocare in questo finale. Entra Bovo come portiere in movimento, con Queiroz che si deve ancora rialzare, lo fa adesso. Lascia il campo adesso Queiroz sul salvataggio decisivo sulla linea. Avanti il Cagliari in questo finale. Bovo adesso ad impostare Getulio. Ghilardi, palla per Bovo, a rimorchio, all'indietro, Borges trova Gabi! Soluzione vincente, 4-4. Doppietta di Gabi De Sousa in un pomeriggio ancora tutto da vivere. Il pareggio della kickoff a 2:35 da giocare. E adesso il Parco Enrico Mattei prova a farsi sentire. 4-4. Terza parità nel corso di questo pomeriggio. Le prime due sono durate pochissimo per il gol immediato del Cagliari. Adesso però la kickoff a questo calcio di punizione e resta gol portiere in movimento. Resta Arianna Bovo per cercare di risollevare le sorti di un pomeriggio complesso, ma che può ancora regalare qualcosa. Bovo prova a muoverla. Getulio, appoggio per Gabi De Sousa. Bovo ad incrociare. Bruna Borges vorrebbe tornare all'indietro, poi cambia lato. Getulio, smista, Bovo, larga Gabi, servita. Bovo all'indietro, ragiona, palla al piede, vuole dare ritmo a questo giro palla. Adesso la kickoff con Gabi, Getulio all'indietro, Bovo dalla distanza potrebbe provarci. Va da Gabi, Borges, soluzione per Getulio in area, Getulio all'indietro per Borges, ribattuto il destro. E allora Bovo prova a insistere alla kickoff in questo finale. Gabi, Bruna Borges incrocia Getulio. Gabi non trova il varco per andare dentro. Bovo ancora per Getulio. Bovo non calcia mai la kickoff, non trova lo spazio per andare al tiro. E adesso Gabi torna da Getulio. Getulio va dentro. Bruna Borges, smista, 1:12 da giocare. E adesso ci prova ancora Bovo. Ghilardi, tutta la kickoff riversata in avanti. Borges, Ghilardi, soluzione per Getulio, incrocia Ghilardi! E avanti la kickoff nel finale. Trova il gol Greta Ghilardi, 5-4. A 54 secondi dalla fine della partita è avanti la kickoff per la prima volta in questo pomeriggio, in cui il Cagliari ha fatto il possibile per portare a casa i punti da San Donato, ma adesso si trova sotto a 54 secondi dal termine.
la disperazione delle ragazze di Giorgi, che hanno giocato una partita superlativa, mettendo alle corde la capolista Kikoff, restando avanti anche di +2 dopo il gol di Queiroz. Ma in questo finale è avanti la Kikoff, 5-4, tutto aperto, chiusura da parte di Borges. C'è ancora da soffrire, perché il Cagliari non ci sta e vuole trovare la parità in questo finale. Queiroz rientrata in campo nonostante l'infortunio, va all'indietro, Pereira lancia in avanti, appoggio sbagliato, Pellegrini smista, Ghilardi vorrebbe andare col tacco per Getulio, palla che non arriva, Ghilardi lotta, perde il pallone, Pereira, si riversa in avanti il Cagliari, Pereira allarga per Queiroz che calcia ed è calcio d'angolo. Si salva la Kikoff in questo finale, 26 da giocare, 26 secondi alla fine, entra Bovo a difendere il risultato, Queiroz è pronta per battere il calcio d'angolo. Il Cagliari è tutto in avanti anche con Mantilla, portiere in movimento. Ribeirete, Mantilla, adesso appoggio Pereira, Mantilla stringe il tempo, Mantilla si appoggia, 14 secondi, Pereira smista, Queiroz deviazione, Borges chiude, Queiroz vuole provare a girarsi, non c'è fallo, anzi sì, calcio di punizione in questo finale, ultimo secondo da battere, un calcio di punizione all'ultimo secondo con Queiroz pronta sul punto di battuta, tutta la Kikoff a difendere il vantaggio ottenuto nel finale. Anche Mantilla a riversarsi dentro l'area. Ultimo pallone della partita, poi finita. Pereira calcia, ribattuta Queiroz, seconda chance, ha vinto la Kikoff, una partita incredibile, 5-4 in rimonta nel finale, decide un gol di Ghilardi, ma il Cagliari ha dimostrato tutta la propria capacità e qualità sul parquet di San Donato. Vince la Kikoff in un pomeriggio vibrante, terminato 5-4 e la festa di San Donato. Per il primato confermato in classifica, anche Riccardo Russo e le sue a prendersi gli applausi dei tifosi giunti qui al palazzetto dello Sport Enrico Mattei con le immagini che vi giungono da San Donato. Noi vi salutiamo, è finita 5-4 per la Kikoff, buona serata e a risentirci da Marco Pagano.